Bentornati e bentrovati a Storie. Gli autori che nel VI secolo fanno poesia, VI secolo a.C., sono autori che fanno poesia in pubblico, fanno poesia di fronte a tutti, fanno poesia per parlare di tutti e per parlare a tutti. Lo hanno fatto tanti autori che abbiamo raccontato in queste puntate, lo fa il nostro autore di questa sera, che è Pindaro. Pindaro è famoso per un modo di dire, i voli pindarici. Ecco, i voli pindarici nascono proprio da Pindaro. Pindaro chi è? Pindaro è un poeta del VI secolo che vive in Grecia e il suo modo di pensare non è un modo scorrevole, non è un modo logico, non è un modo conseguenziale. Pindaro è capace di parlare di un albero e nello stesso verso accennare ad un cane, perché non riesce a essere conseguenziale. Ma perché non riesce a essere conseguenziale? Perché per lui la vera forza di un uomo non sta nella sua capacità di argomentare, non sta nella sua capacità di possedere le parole. La vera forza dell'uomo sta nella virtù che riesce a trasmettere, l'aretà. L'aretà per Pindaro è fondamentale perché è la virtù con cui l'uomo può conquistare, può guardare tutto. E aretà vuol dire semplicemente la virtù vera, la virtù solida, la virtù provata, la virtù coltivata. Quindi non una virtù di maniera, non una virtù esibita, non una virtù finta, ma una virtù dove l'uomo riesce a trovare la profondità e la consistenza di se stesso. E nella virtù, ci dice Pindaro, che l'uomo scopre sempre di più che cosa vuole, che cosa cerca e dove guarda. Ecco, Pindaro lascia in secondo piano tutti i giochi stilistici, lascia in secondo piano tutte le amenità dal punto di vista del lessico, perché dice questa è un'epoca che può essere felice, questa è un'epoca che può tornare a essere felice se l'uomo ricomincia a scommettere sulle proprie virtù, se l'uomo comincia a coltivare, a custodire la propria capacità di essere virtuoso. Come tutti i lirici corali, anche Pindaro è un lirico che ha a che fare, che fa i conti con la gioia e propone all'uomo contemporaneo la possibilità di vivere nella gioia ogni circostanza della sua vita. Basta praticare, proteggere, custodire la virtù. Ma non dice soltanto questo Pindaro. Vi racconto domani un'altra cosa interessantissima, sempre qui, sempre a Storie.